Rieccoci in studio, siamo nuovamente in diretta e andiamo adesso a Padova per capire qualche aggiornamento, com'è la situazione all'interno della casa di riposo dove si sono verificati numerosi casi di positività. Vediamo assieme. La situazione all'interno della casa di riposo Scarmignan di Merlara è oramai al limite. Nelle scorse ore si è registrato il decesso di un terzo ospite. Si tratta di una 98enne originaria di Saletto e compaesana del secondo ospite deceduto, un 89enne. Entrambi sono deceduti all'interno della struttura, mentre la prima anziana era morta dopo il ricovero in ospedale. Il sindaco Claudia Corradin, in costante contatto con i responsabili della casa di riposo, aggiorna di ora in ora il drammatico bollettino. Sono 63 su 70 gli anziani ospiti contagiati. Al momento uno solo è ricoverato. Difficile però la loro gestione e il controllo, perché ben 24 operatori su 47 risultano positivi al tampone e i 23 rimanenti stanno facendo turni di lavoro massacranti. Il presidente della casa di riposo sta cercando personale attraverso le cooperative, ma al momento ci sono stati solo rifiuti. Le brutte notizie però non finiscono qui per il piccolo comune del Montagnanese. Anche il vice sindaco Matteo Migliorin ha comunicato su Facebook di essere risultato positivo al coronavirus. Positivo asintomatico, dice, ma ora è scattato l'isolamento per i familiari e per il sindaco, chiusa in casa da giorni. E allora adesso insieme vediamo la situazione ad oggi dei tamponi effettuati in Regione Veneto. Grazie alla regia, così vedete anche voi la schermata. Allora, il totale di tamponi effettuati sono 35.052. Di questi positivi 2.780, negativi 31.135. Poi c'è il discorso delle positività e poi negatività 33.915, da approfondire 1.137. I dati totali 35.052 tamponi, 2.780 sicuramente positivi, di questi 31.135 invece risultati negativi. Questi sono dati che sono appena arrivati alla nostra redazione, che riguardano appunto, visto che tante persone ci chiedevano quanti tamponi sono stati effettuati nel corso di questo periodo. Bene, più di 35.000 tamponi, quindi più di 35.000 controlli sono stati effettuati solo nella regione del Veneto. E mi lego invece io adesso a un messaggio che era arrivato, che avevo letto poco fa e che riguardava proprio una persona che dice: io devo tornare a lavorare dopo i 14 giorni di isolamento per accertare il discorso coronavirus, positività da coronavirus. Mio marito però è positivo, quindi io devo andare a lavorare, tornare a casa per accudire mio marito. Al lavoro però non ho assolutamente tutti gli elementi necessari per garantire la mia sicurezza o la sicurezza degli altri. Leggasi, non ci sono mascherine e non vengano mantenute le misure di sicurezza di distanza. E a proposito, allora, è proprio l'assessora regionale Elena Donazzan che ha inviato una nota in cui dice che si va al lavoro ma solo se ci sono le condizioni di salute e di sicurezza per i lavoratori, e tra l'altro si lega proprio a quanto aveva affermato lo stesso governatore Zaia ieri, quando diceva che da oggi sarebbero partiti i controlli dello Spisal nelle varie aziende, nelle varie attività, e quanto prevede questo accordo regionale raggiunto proprio oggi tra le parti sociali e la Regione Veneto a seguito del protocollo nazionale firmato questa mattina tra governo e organizzazioni datoriali e sindacali per normare la prosecuzione delle attività indispensabili o che non possono essere fermate dall'emergenza coronavirus. La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo, ha dichiarato l'assessora Donazzan, in presenza di condizioni che assicurino in maniera inderogabile la salute e la sicurezza dei lavoratori, così come sono previste e definite tra l'altro dal protocollo nazionale. E se gli standard, questo è molto importante da recepire, se gli standard di sicurezza non saranno garantiti, è possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese interessate di applicare queste misure e quindi la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro. Di conseguenza avete sentito bene, è chiarissimo quanto detto dalla Regione: devono esserci nei posti di lavoro dove non è possibile chiudere l'attività a causa proprio di questa emergenza
emergenza coronavirus è possibile in ogni caso cercare di appunto, attuare tutte le misure di sicurezza e quindi poi le persone possono lavorare con molta più tranquillità. Se non verranno attuate le misure di sicurezza, l'azienda appunto verrà messo in moto tutto quanto questo meccanismo che andrà a garantire e tutelare i lavoratori. Nel frattempo l'azienda deve mettersi in regola con tutti questi passi da seguire per quanto riguarda la sanificazione, la pulizia e quant'altro. Tra le attività che magari si trovano a rischio ci sono anche quelle che riguardano la grafica. Andiamo ancora nel Padovano e vediamo le grafiche venete come sta funzionando all'interno. Grafiche Venete, il colosso tipografico di Tre Baseleghe nel Padovano, è pronto a produrre schermi protettivi per coprire bocca e naso della popolazione. Non vere e proprie mascherine, sottolinea l'azienda, perché per essere definiti tali servono autorizzazioni e certificazioni che l'azienda spera di ottenere nel più breve tempo possibile per attivarsi operativamente e con tutte le garanzie necessarie. In un contesto confermato di pandemia, continuano da Grafiche Venete, si tratta di dotare la cittadinanza di schermi e strumenti che possano aiutare a limitare il contagio negli spostamenti di primaria necessità. Si tratterebbe, in ogni caso, di dispositivi diversi da quelli utilizzati dal personale medico ed infermieristico. E fondamentale è il lavoro, lo abbiamo visto tra l'altro proprio in questi giorni in un po' tutte le province del Veneto, il lavoro della protezione civile, fondamentale, vediamo. Allora, Padova sta rispondendo bene a queste giornate, ma dobbiamo fare di più. Dobbiamo limitare al massimo le opportunità di contatto e quindi di contagio e quindi di propagazione del virus. Questo serve sia per la nostra salute, sia per agevolare e favorire il lavoro di tanti medici e tutte le strutture ospedaliere che in questo momento stanno conducendo una battaglia importantissima. È un grande gioco di squadra e più ciascuno di noi fa la propria parte, prima torniamo alla nostra normalità. Tra le tante cose che il Comune di Padova sta facendo abbiamo messo in campo anche la protezione civile. 12 auto al giorno con gli altoparlanti stanno girando i quartieri e gli spazi pubblici della città per lanciare un messaggio ai cittadini, quello di rimanere a casa il più possibile e di uscire solo in caso di necessità. Ecco, è un modo per rafforzare questo messaggio proprio perché è la cosa più importante che dobbiamo fare, sulla quale dobbiamo concentrarci. In pochi giorni abbiamo coperto tutta la città e quindi da oggi stiamo rifacendo un secondo giro. Quindi si raccomanda a tutti la massima collaborazione, la città di Padova c'è in tutti i suoi comparti, l'amministrazione comunale, anche se magari lavorando da casa come sta capitando a me, siamo concentrati su questa partita e insieme presto anche tenendo conto di questi accorgimenti, sicuramente ne usciremo meglio di prima. Avete sentito anche proprio dalla protezione civile, in questo caso dall'assessore Padovano, che arriva questo monito forte a restare a casa, a seguire le regole che non sono poi così tante, continuiamo a ripeterlo e davvero sarà un modo per insieme riuscire ad affrontare queste emergenze. Andiamo avanti allora anche con la lettura dei vostri messaggi. Salve, non sarebbe utile imporre un tetto minimo di spesa onde evitare furbetti che vanno al supermercato 4 o 5 volte al giorno per noia? Sarebbero tutte misure da attuare, da mettere in pratica, anche se in realtà alla base dovrebbe esserci semplicemente il buon senso di ognuno di noi. Perché dobbiamo aspettare il governo? Infatti sembra quasi che questo messaggio che sto leggendo adesso successivamente a quello appena letto dia un po' la risposta. Perché dobbiamo aspettare il governo per avere coscienza? Se ci si ammala, col cavolo che si va a passeggiare, stiamo tutti a casa e le aziende prendano coscienza. Meglio uno stop temporaneo o un macello che non si sa quando finirà? Ascoltate la coscienza, se chiudono i piccoli possono chiudere anche i più grandi. Davvero il buon senso, come abbiamo sempre sottolineato e come abbiamo sempre detto in tantissime occasioni, può aiutarci, ci aiuta, anzi senza il può aiutarci, ci aiuta assolutamente a superare questo momento difficile e non è necessario avere un ordine, un'imposizione dall'alto per
per seguire queste piccole ma importanti e basilari indicazioni. E un appello davvero a stare a casa, un appello a seguire tutte queste regole è arrivato anche da un parlamentare che è risultato positivo al Covid-19. Ciao a tutti, sono Stefano Bertacco, senatore della Repubblica e assessore ai servizi sociali del Comune di Verona. È la prima volta che pubblico un mio video su Facebook, ma dopo aver visto pochi minuti fa il video del sindaco Sborina, ho pensato che fosse corretto fare questo video. È da novembre che combatto con un cancro. Sono 12 giorni che resto a casa per il problema del coronavirus e oggi per l'ennesima volta sento che sul lago di Garda, da Peschiera fino a Garda, è pieno di gente, che la gente corre sul Lungadige, che la gente non sta in casa e non rinuncia a nulla per il proprio egoismo, per il proprio disinteresse verso gli altri, verso chi oggi è in strada, negli ospedali, nelle sale di rianimazione, per cercare di salvare vite umane. E voi cosa fate? Ne compromettete tante altre. Credete che non abbia voglia nemmeno io di andare a fare una passeggiata? Potrei giustificarlo pensando, non so ancora quale sarà l'esito della mia malattia e forse potrebbe essere una delle ultime passeggiate che potrei fare. E invece sono qua, a casa, resto a casa, perché ho troppo rispetto delle persone e soprattutto della vita altrui. Allora fatela finita, perché ve lo dico chiaramente, in maniera molto diretta, mi fate schifo. Non potete essere così chiusi, ottusi, a non vedere, a non capire che siamo in una situazione difficile, drammatica. Le persone continuano a morire negli ospedali e voi cosa fate? Alimentate la catena del contagio. Oggi stiamo pagando con i numeri del Veneto, con i numeri anche di Verona, l'ultimo folle fine settimana scorso, dove gli assembramenti sono stati tantissimi. Ma voi pensate che sempre tocchi agli altri? Guardate che non è così, la vita è strana. Può cambiare in 10 secondi e rendervi ciò che oggi è bello tutto molto brutto. Io ve lo dico, non credo di essere il più stupido a restare a casa. Credo di essere solo una persona normodotata che ha fatto della sua vita la parola responsabilità, una parola concreta, una parola vera. Ora mi aspetto da tutti voi, da tutti coloro che vedranno questo video, una risposta seria, una risposta di vita, ma soprattutto la volontà e la capacità di essere persone responsabili. Ciao a tutti. Abbiamo sentito un messaggio molto molto forte, però diretto, non si può non comprendere le parole del senatore veronese. State a casa e pensate alla vostra vita, pensate alla vita del prossimo, davvero responsabilità diventa la parola d'ordine e buon senso soprattutto. E adesso c'è un altro messaggio che è stato divulgato dalla sindaca di Rossano Veneto, Morena Martini, allora lo vediamo assieme. Il Consiglio comunale di questa sera, nessun passo indietro, osserverò tutte le norme igienico-sanitarie imposte dal decreto del Presidente Conte. I consiglieri saranno a più di 1 metro di distanza l'uno dall'altro, ci saranno i dispositivi idroalcolici, guanti monouso e mascherine. Perché la necessità di non rimandare questo Consiglio comunale? Perché con l'approvazione del bilancio, che è il punto all'ordine del giorno di questo Consiglio, posso utilizzare immediatamente, senza vincoli, le risorse dell'esercizio provvisorio. Questo per eventuali emergenze anche di natura socio-sanitaria. E visto il periodo e non sapendo che cosa da questo punto di vista può riservare il futuro, lo ritengo un atto doveroso e di necessità. Quindi lascio alle polemiche sterili a chi le sta portando avanti e quindi alla consigliera Ganassin e alla consigliera Chiara Berton
portando avanti con poco senso di responsabilità nei confronti della comunità tutta. Io continuo ad essere responsabile per la salute dei miei cittadini e mi sento responsabile di poter portare questo Consiglio Comunale a compimento. Stiamo valutando anche con altri sindaci, nelle prossime ore speriamo di avere un aiuto anche da parte del governo, la possibilità di fare online sia le giunte sia eventualmente altri consigli, ma quello di stasera sarà assolutamente sotto tutti i punti di vista legale, rispettoso delle norme igienico-sanitarie. Invito i cittadini di Rossano che volessero seguire il Consiglio Comunale a collegarsi al profilo istituzionale della pagina del comune, la pagina ufficiale Facebook del nostro comune, e per tutti sarà a disposizione, previo richiesta, la registrazione del Consiglio Comunale stesso, così come è sempre stato. Abbiamo visto insomma la sindaca di Rossano Veneto Morena Martini, che ha spiegato le motivazioni per cui verrà ugualmente tenuta la seduta del Consiglio Comunale di questa sera, però ovviamente assicurando che verranno mantenute tutte le misure precauzionali e ovviamente si sa benissimo che le persone non potranno andare ad assistere alla seduta consiliare, ma potranno seguirla tranquillamente in diretta sul web. Di conseguenza ogni cittadino di Rossano Veneto non avrà alcun problema a seguire quanto viene deciso nella seduta di questa sera del Consiglio Comunale. Altro messaggio ci è arrivato proprio da Padova. Allora vediamo sempre un messaggio forte in cui c'è questo richiamo a stare a casa e non uscire. Vediamo assieme. Dal Comune dunque è stato realizzato questo video con un ringraziamento a chi lavora per tutta la comunità e per il paese. Certo è che vedere una Padova così deserta fa proprio impressione, da una parte, come abbiamo detto anche ieri riportando le immagini di Venezia e delle altre città, degli altri capoluoghi di provincia della nostra regione. Da una parte si impressione, però dall'altra fa capire che la gente almeno in queste circostanze pare abbia capito, recepito l'importanza di stare a casa. Da Padova adesso ci spostiamo sull'altopiano, andiamo a Gaglio, sentiamo assieme. Cari cittadini, a nome di tanti gagliesi cogliamo l'occasione di questo momento per ringraziare in primis il personale medico-sanitario, visto in questi giorni sta lottando mettendo in pericolo la loro salute. Vogliamo ringraziare le autorità sempre sul campo per ridurre ed evitare i contagi. Tutti i cittadini che con sacrificio stanno rinunciando alla visita dei loro cari. In fondo, ma non meno importante, un vero grazie a farmacisti, negozianti, trasportatori,
ancora operativi per garantire l'approvvigionamento dei beni necessari. Ricordiamo inoltre a coloro che ancora passeggiano per il centro senza alcun motivo che la nostra Isola Felice è stata colpita da questa emergenza. Pertanto rinnoviamo l'invito di restare a casa. Un abbraccio da Gaglio. Insomma, questo grande senso di patriottismo, di unità che dovrebbe essere davvero alla base un po' di tutto quello che sta accadendo e che dovrebbe guidare tutti noi per lavorare insieme per riuscire a superare questo momento difficile, per uscire da questo vero e proprio tunnel dettato da questa emergenza Covid-19. E allora io resto a casa, come gruppo Media Nord-Est abbiamo realizzato al proposito 2 spot in cui si invitano tutte le persone a seguire questo importantissimo elemento, restiamo a casa, e poi avremo anche come protagonista il presidente Zaia. Vediamoli assieme. Vogliamoci bene, rispettiamo le misure per il contenimento e il contrasto del virus Covid-19. La vera cura al coronavirus siamo noi veneti con i nostri comportamenti. Una regola per tutti: cerchiamo di restare in casa il più possibile, restiamo in casa, è un impegno che vi chiedo, è un sacrificio, ma lo facciamo per la nostra salute e anche un grande atto di responsabilità e di solidarietà nei confronti di chi non si può permettere di prendersi il coronavirus. Sto parlando degli anziani, parlo dei malati cronici, dei bimbi che sono immunodepressi. Per cui una regola solo: restate in casa e rispettate le regole. Tanti messaggi che arrivano, allora andiamo a leggerne qualcuno assieme. Buongiorno, sono Gabriele da Venezia, Canareggio. Questa mattina ho fatto la spesa alla Despara al teatro e i dipendenti poverini, non lo dice mai nessuno, ma anche loro sono degli eroi. Non avevano alcun dispositivo di sicurezza, delle mascherine e i guanti, oltretutto mettono a rischio sia la loro salute che la nostra salute, e ci ringrazia. In effetti è vero, dovrebbero assolutamente avere a disposizione le mascherine e tutti quanti i presidi per disinfettarsi le mani. Ripeto ancora una volta, da oggi sono partiti controlli serrati per tutte le attività e le aziende, e speriamo, da parte dello Spisal, quindi speriamo che nel momento in cui vengano trovate queste carenze importanti, perché diventa importantissimo non utilizzare tutte queste misure di sicurezza e di cautela, nel momento in cui appunto vengono riscontrate queste carenze, poi si arrivi ad attuare poi anche qualche, chiamiamola punizione, ecco, non so neanche io come definirla, però io continuo a ripetere, a ribadire, come tra l'altro hanno fatto anche tanti sindaci in questi giorni, se notate voi stessi una situazione che non va bene, notate che c'è qualcosa che non va, notate la mancanza di mascherine, notate gente che si ritrova, quindi notate assembramenti nel momento stesso in cui sono vietati, fatelo sapere alle forze dell'ordine, chiamate, fate una telefonata ai carabinieri, alla polizia locale, perché è importantissimo che anche voi segnaliate queste mancanze, che sono mancanze che poi vanno a creare problemi
sia a chi le commette ma anche al prossimo, perché sappiamo che una mascherina tutela sia se stessi che il prossimo, alla fine non è chissà che indossare una mascherina o tenersi a un metro di distanza. Di conseguenza tutti questi accorgimenti importantissimi, se notate che non vengono rispettati, allora voi stessi chiamate le forze dell'ordine che sono già in presidio totale sul territorio, ovviamente non possono essere in ogni luogo, in ogni punto di ogni singolo paese, di ogni singola città, però voi siate gli occhi delle forze dell'ordine, gli occhi di un'intera città e siate parte concreta di una comunità. Diventerebbe davvero importantissimo questo. A Bassano del Grappa è bello, soprattutto in questi giorni di sole, fare una passeggiata lungo il Brenta. Sarebbe bello farla, perché adesso non è più possibile. Andiamo a vedere la situazione. Come è andata fino adesso? Ma per ora diciamo che sono passate 3 ore dall'inizio del servizio, abbiamo iniziato alle 13:30 e c'è stato sì un via vai di persone, alcune ritornavano, cioè capivano il messaggio che noi li impartivamo e tornavano indietro, tornavano sui loro passi. Altri invece, pur raccomandandole di mantenere le distanze le une fra le altre, però continuavano lo stesso la loro passeggiata, quindi sì, noi siamo qui, c'è anche un avviso da parte del sindaco dove dissuadeva le persone nel fare questa passeggiata, però è stato recepito in parte no. Diciamo che sì, la presenza è stata anche importante da parte nostra, però purtroppo abbiamo a che fare con una varietà di persone che sì, la pensano ognuno alla propria maniera, insomma, ecco. Per cui tutto sommato diciamo abbastanza bene come servizio, le persone, c'è poco movimento, adesso sono le 15:40, 15:45, non c'è nessuno e sì, diciamo che la gente è abbastanza responsabile, ecco. Per fortuna, questo significa che le persone stanno piano piano capendo l'importanza di restare a casa, di non muoversi, di non spostarsi, nonostante queste giornate ormai di primavera. Un appello che è stato accolto soprattutto dai più piccoli che hanno realizzato tantissimi disegni con la scritta multicolore andrà tutto bene e l'arcobaleno segno di speranza. Allora vediamo assieme le immagini che ci avete inviato. Bravi e grazie!
Io amo la vita, stiamo a casa. È quello l'appello lanciato dagli alpini, e tra l'altro abbiamo visto nelle immagini che ci state inviando e che continuate a inviarci al 340 3218 379, abbiamo visto tanti tricolore che sono stati esposti proprio dai vostri balconi di casa. Io vorrei leggere un messaggio che è riferito a ieri, però ecco, lo leggiamo oggi: un sentito grazie di cuore a una pasticceria anonima che ieri mattina ha deliziato con una valanga di brioche fresche davvero deliziose noi dipendenti della casa di riposo Isaac di Bassano, al pronto soccorso e all'unità intensiva del San Bassiano, ringraziandoci per il lavoro che svolgiamo quotidianamente e con passione anche in questa situazione di emergenza. Di conseguenza sono questi gesti davvero belli, davvero positivi, che le persone come la titolare di questa pasticceria ha voluto fare. Un ringraziamento a chi ogni giorno sta affrontando l'emergenza e si trova ad avere a che fare con persone malate, e quindi le ha portate all'ospedale, le ha portate al pronto soccorso, le ha portate anche nelle case di riposo, per ringraziare concretamente, insomma con un gesto, con la dolcezza proprio nel vero senso del termine, tutte queste persone che ogni giorno lavorano per aiutare chi ha più bisogno, le persone più fragili. E c'è un'altra nota invece che arriva dall'Ulso 1 di Belluno. In contatto virtuale con i propri cari, le aree di degenza Covid-19 degli ospedali di Belluno e di Feltre sono state dotate anche di alcuni smartphone attraverso i quali i sanitari potranno aiutare i pazienti a mettersi in contatto con i propri cari virtualmente. Quindi nel momento in cui questi pazienti sono costretti a restare isolati, possono però entrare in contatto con i propri cari virtualmente, dando così la possibilità ai pazienti in isolamento, in particolar modo agli anziani, di dialogare con i propri affetti. E questa è una piccola cosa, ma è un gesto di grande attenzione e umanità in un momento di particolare difficoltà, per non sentirsi soli e per tenere il fondamentale legame con le famiglie che non possono fisicamente entrare nelle aree di degenza da Covid-19. E intanto c'è uno studio che sta continuando in maniera incessante da parte dei ricercatori dell'Università di Padova. Il lavoro che abbiamo fatto con i colleghi della mia unità a Padova e insieme a quelli dell'Università di Torino e del Piemonte orientale è stato quello di capire se vi sono alcune indicazioni che già a questo livello, dopo 2 settimane, 3 settimane dall'inizio dell'epidemia, possono farci pensare che c'è un effetto delle politiche. Questo penso sia importante anche ai fini di fornire una motivazione alle persone che in questo momento stanno subendo delle restrizioni importanti e che stanno seguendo con particolare scrupolo. Il Veneto da questo punto di vista è stata una delle regioni le prime ad essere colpite, tra le prime ad implementare serie politiche di contenimento dell'epidemia, accompagnate da una serietà di adozione da parte della popolazione non comune. Il nostro lavoro ha confrontato le stime che avremmo ottenuto in assenza di questo tipo di interventi con l'andamento effettivamente verificato. Intorno al 2 marzo abbiamo stimato un punto di discontinuità nell'evoluzione dell'epidemia
che ha poi portato ad un allenamento della stessa. Parliamo di circa 350 casi in meno accumulati nell'arco delle ultime 2 settimane. Parliamo anche di un rallentamento del numero di casi al giorno che va dai 15-20 casi in media al giorno, e cosa non meno importante dal punto di vista delle politiche sanitarie, anche ad una dilatazione, diluizione nell'accumulo dei casi, che ha permesso al sistema sanitario di reagire con 2 giorni e mezzo di ritardo rispetto a quello che sarebbe potuto essere il picco, l'accumulo dei casi. Abbiamo sentito, e tra l'altro continuano in maniera incessante i controlli da parte delle forze dell'ordine, perché sono parecchie le persone che sono state denunciate perché non rispettano l'ordinanza che è stata appunto divulgata a livello nazionale, questo decreto ministeriale tra l'altro che impone di non andare a passeggiare, di non spostarsi, di non uscire di casa, e c'è una persona che tra l'altro a seguito di controlli da parte delle forze dell'ordine è finito nei guai perché è stato sorpreso in un posto dove non doveva essere. È successo nel Padovano, doveva stare ai domiciliari ma era in giro. Vediamo. Era ai domiciliari, ma si trovava in strada con altre 4 persone nonostante le stringenti normative per contrastare il coronavirus. Un 41enne tunisino domenica pomeriggio è stato fermato da una pattuglia della polizia in via Morgagni mentre stazionava all'aperto con altre 4 persone. Il gruppo, alla vista degli agenti, si è disperso. Gli uomini delle volanti sono riusciti a bloccare il tunisino, scoprendo che l'uomo stava scontando gli arresti domiciliari che prevedono per lui di uscire di casa solo dalle 16 alle 18 per riprendere la figlia a scuola, necessità che palesemente non sussiste vista la chiusura degli istituti scolastici. L'autorità giudiziaria ha disposto che il 41enne fosse riportato a casa sua e fosse ripristinata la misura cautelare. E c'è chi ha dato libero sfogo alla fantasia, e adesso vediamo il video assieme e parliamo di arte ai tempi del coronavirus. Allora guardiamo assieme le immagini. Davvero un genio questa persona che ha realizzato questo video che vi abbiamo trasmesso. Mi è piaciuto un sacco il Caravaggio, il flash mob del Caravaggio, se sapesse che viene utilizzato in questa maniera il suo capolavoro. Io continuerei a leggere invece i messaggi che ci state inviando. Cominciamo
Cominciamo da Patrizia che scrive: dopo tante doverose dimostrazioni di ringraziamento verso i nostri medici e paramedici, un pensiero viene rivolto al governatore Zaia. Caro governatore, scrive Patrizia, mai come in questo periodo non mi pento di averla votata. Lei governatore ci sta dimostrando quanto importante sia avere una persona che rappresenta davvero i cittadini e ha a cuore il bene delle persone e della sua regione. Con sapienza e saggezza lei sa decidere e riesce a farci capire che per quanto difficili possano essere certe misure contenitive sono fondamentali. E allora dice forza governatore, è stato grande in altre situazioni molto problematiche, coraggio, ci porterà fuori anche da questo incubo. E insomma Patrizia lancia questo messaggio davvero di coraggio e forza al governatore Zaia. E ancora, vedo davanti ai supermercati la gente, non tutti rispettano la distanza di sicurezza, alcuni spazi empiti creano disordini. Non so se sarebbe più sicuro far entrare i clienti, mantenendo così la distanza, piuttosto che stare attaccati davanti al supermercato. Ci sono tante situazioni davvero che non si riesce a capire il perché la gente non comprenda come basti poco per mantenere queste misure di sicurezza, per proteggere se stessi e gli altri. Io ecco, l'ho detto in più occasioni anche ieri, se notate questi assembramenti, queste situazioni che vi sembrano decisamente poco sicure, avvertite le forze dell'ordine, perché senz'altro loro vi ringrazieranno, non possono essere ovunque, in qualunque momento, hanno bisogno anche che chi si trova a testimoniare una situazione di pericolo, perché sta vivendo una situazione di pericolo, lo attesti, lo testimoni e chiami direttamente le forze dell'ordine. E ancora ho visto le foto degli infermieri e dei medici duramente provati con i segni del duro lavoro. Grazie a tutti i giornalisti di Rete Veneta, grazie a lei che ci scrive, soprattutto grazie al governatore Zaia, un uomo sempre corretto e umano. In effetti l'umanità di Zaia in tante occasioni è emersa, soprattutto in questi momenti di forte difficoltà, momenti difficili, momenti in cui tante volte sembra non riuscire a trovare una via, una soluzione più che altro, ma Zaia in maniera pulita, in maniera semplice è sempre riuscito davvero a farci superare almeno il peggio. Adesso ecco, io volevo chiedere alla regia se c'era la possibilità di mandare le immagini che sono state girate, guardate un po', dalla zona di Trieste sul tetto, perché è vero che non si può uscire di casa, non si può andare sulle strade, ma ci hanno girato le immagini, eccolo qua, di questa persona che, visto che non può uscire, visto che non si può andare per strada, però non intende assolutamente rinunciare all'allenamento, e allora sul tetto della sua abitazione sta facendo jogging, proprio davanti tra l'altro al mare. Siamo a Trieste, potrebbe essere anche uno spunto che potremmo prendere tutti noi. Magari non abbiamo la possibilità di avere uno spazio sul tetto di casa, magari sarebbe difficile da raggiungere il tetto di casa, però magari approfittare degli spazi liberi che abbiamo nelle nostre abitazioni e non rinunciare a un po' di movimento, che tra l'altro colgo anche l'occasione per ricordare che noi quotidianamente come Rete Veneta trasmettiamo un'ora di esercizi tra Zumba, Tai Chi e ginnastica dolce che voi tutti i giorni quotidianamente potete seguire attorno alle 17, quindi direttamente da casa, senza uscire dalle 4 mura di casa, potete ugualmente esercitarvi, ugualmente fare un po' di movimento per evitare di appesantirvi, di sentirvi magari un po' più pesanti del solito. E Rete Veneta ha appunto pensato anche a voi in questa circostanza, come ha pensato non soltanto al benessere del corpo ma anche al benessere dello spirito, perché sapendo appunto che le sante messe in questi giorni sono sospese, tutti i giorni proprio da questa sera alle 18 verrà trasmessa la Santa Messa, niente meno che dalla Basilica del Santo di Padova. Pace e bene, siamo di fronte alla tomba del Santo, nella Basilica di Sant'Antonio a Padova, in questo tempo anche difficile, in cui siamo un po' anche costretti in casa e davanti al televisore o comunque con un tempo a disposizione. Ecco, sono
lieto di poter anche dire che potremo trasmettere in diretta dalla tomba del Santo la Santa Messa ogni sera alle ore 18. Quindi questa sera, da questa sera tutti i giorni alle 18 potrete seguire comodamente da casa la Santa Messa in diretta dalla Basilica del Santo di Padova. E un messaggio molto forte è arrivato anche dal Vescovo di Treviso, vediamo assieme. Io sto imparando da questo è di non sprecare tempo, anche se sembra che sia tempo inattivo, non lo sprechiamo. Posso almeno sempre pensare ad una persona, pregare per questa persona, magari la posso sentire al telefono, mandare un messaggio, ma comunque possiamo essere persone che usano ogni secondo, ogni respiro, ogni battito del cuore della loro vita per amare, per essere qui per gli altri. E questa è una delle riflessioni del Vescovo di Treviso in questa domenica di Quaresima e di restrizioni per un contagio che non accenna a diminuire. Ma anche un tempo avverso, ricorda Monsignor Tomasi, può diventare lo spunto per migliorarsi, tornando ad apprezzare le cose semplici quanto fondamentali della vita. Quando siamo di corsa siamo presi dai nostri progetti, dalle nostre cose e ci dimentichiamo, ma ci sono tante persone che hanno bisogno di noi, così come noi abbiamo bisogno degli altri, siamo legati tra di noi, questa è la solidarietà, e se siamo legati nella fiducia, dove sappiamo che tutti ci impegniamo, facciamo qualche sacrificio per tutti, per gli altri, allora anche noi siamo, in quel poco che facciamo, anche quel nostro stare a casa, diventiamo delle persone che costruiscono il bene comune, diventiamo nel nostro piccolo dei principi di bene e di amore nella nostra società. Anche in questa domenica un pensiero del Vescovo trevigiano va a tutto il personale medico impegnato a salvare vite dal contagio da coronavirus. Sono ammirato dall'eroismo di tutti coloro che lavorano nel sistema sanitario, tutti quanti, perché si stanno adoperando al di là di ogni obbligo, ma è quello che mi sembra, al di là di ogni retorica, di poter definire davvero come eroismo nella carità e nell'amore. State facendo delle cose grandi per noi, sappiate che non siete soli e con voi ci sentiamo meno soli. E l'ultima riflessione del Vescovo Tomasi è per le famiglie che vivono il dolore di una perdita e non possono celebrare i funerali. Io prego quotidianamente nella mia messa per tutti coloro che sono defunti e non hanno potuto avere delle esequie. Torneremo a celebrare l'Eucaristia per loro quando questa situazione sarà finita. Anche qui non dobbiamo sentirci da soli, e per ogni persona che in questo periodo torna alla casa del Padre c'è una comunità intera, c'è tutta la diocesi che prega, che è accanto a chi soffre e che prega l'intercessione di Dio per i vivi e per i morti. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Le parole di Monsignor Tomasi: ho imparato a non sprecare il mio tempo, proprio grazie a questo momento così particolare. In effetti c'è la necessità di vedere assolutamente la parte positiva di questa, che è un'emergenza, da un lato un'emergenza, un momento difficilissimo per tutti, però ci sono anche tanti lati positivi, a cominciare proprio dal bene che tante persone stanno facendo. Si può aiutare davvero chi è in difficoltà, soprattutto le strutture sanitarie. Allora sono state attivate è stato attivato proprio dalla Regione Veneto un conto corrente IBAN coronavirus donazioni, lo state vedendo, lo vedrete tra poco. Insomma, questo conto corrente che è stato attivato dalla Regione Veneto per fare delle donazioni soprattutto alle varie strutture sanitarie, eccolo qua, grazie regia, IBAN, leggete il numero del conto corrente, causale sostegno emergenza coronavirus, intestato a Regione del Veneto. Tutte le vostre donazioni saranno indispensabili, a prescindere da quanto riuscirete a donare, ma saranno un segno forte e tangibile della vicinanza di tutti voi a chi quotidianamente sta lavorando tanto per superare questa emergenza, il personale sanitario in primis. E tra l'altro, parlando proprio di periodo difficile, di emergenza, c'è un appello fortissimo che è stato lanciato da chi si occupa di donazioni di sangue, diventa sempre più indispensabile, c'è una richiesta sempre maggiore proprio di sangue. Allora vediamo.
Sì, serve sangue, ne serve sempre, in questo momento magari anche di più, perché magari la paura del coronavirus ci fa un po' rallentare queste donazioni, perciò dobbiamo comunque promuoverlo, anche perché dobbiamo assolutamente dirlo che non si trasmette assolutamente con il sangue il coronavirus. Dunque lei vuole fare un appello per continuare a donare? Sì, continuare a donare adesso e dare una continuità anche nel futuro, nel senso che di sangue ce n'è bisogno ogni giorno, di conseguenza lo dobbiamo, il momento così fa diventare i donatori ancora più bravi, però dobbiamo dare una continuità, pertanto dobbiamo anche un po' contingentare queste donazioni in modo tale da non rimanere senza fra un mese e mezzo, perciò dobbiamo continuare a donare. Stiamo suggerendo appunto ai tanti donatori di chiamare la segreteria provinciale dell'Avis di Treviso, ovviamente per i donatori di Treviso, in modo tale di prendere anche le prenotazioni e avere anche le indicazioni come diventare donatori o come fare la donazione in questo momento. Come fa una persona ad essere sicura di poter donare? Allora, innanzitutto i donatori da sempre per andare a donare devono essere in ottima salute. In ottima salute uno si sente, non deve avere la febbre, non deve avere il raffreddore, non deve avere malattie, non deve aver preso farmaci, ma questo i donatori lo sanno già. E vale tutto quanto valeva prima, vale anche adesso, devono essere in ottima salute. In questo momento in particolare è necessario fare la misurazione della febbre in modo tale di poter donare. Se si ha più di 37,5 è meglio rimanere a casa. Ai donatori tutti, anche tutti i cittadini, dico che per muoversi nel territorio è necessario avere l'autocertificazione, assolutamente. L'autocertificazione la potete trovare anche sul sito e anche su Facebook di Avis Provinciale, dove c'è appunto scritto articolo 5 della legge 219 del 2005, scusate, dove si dice che la donazione di sangue è il livello essenziale di assistenza. Mi fa un appello breve a tutti i telespettatori. Donatori, non abbiate paura, andate a donare. Non abbiate paura, andate a donare. Un bellissimo appello che è stato lanciato quindi in questo momento così difficile, e continuano ad arrivare tante fotografie, tanti video da voi telespettatori, soprattutto dai bambini che ci lanciano questo grande messaggio di speranza, e vogliamo guardarlo assieme.
lavarsi spesso e bene le mani, Poi? non frequentare posti affollati E poi? mantenere le distanze. Per questo prima non potevi abbracciarmi. E c'è anche la regola, rimanete sempre a casa, che vedrete che andrà tutto bene. Un saluto dagli amici di Pilù E Milù. Ci vediamo presto! nosotros pecadores, ahora y en la hora, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ecco, tra l'altro le ultime fotografie che ci avete inviato riguardano quello che fino a poco tempo fa era un punto nevralgico della strada 47 Valsugana. Siamo in zona Carpanè, era sempre strapieno di macchine, oggi completamente deserto. Ci fermiamo per qualche minuto.